Da Conegliano a Vittorio Veneto la tempesta non ha risparmiato nessuno e niente. Girando fra le strade troviamo alberi squarciati, tetti devastati, impianti fotovoltaici distrutti, famiglie che hanno risparmiato ogni centesimo per posizionare i pannelli solari. In un attimo tutto è andato rovinato. Una situazione drammatica, ci spiega il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Da un lato i privati che si ritrovano con moltissimi danni, magari non tutti assicurati, dall'altra parte le imprese che magari sono assicurate però devono bloccare l'attività, per loro penso che gli pianga il cuore vedere i dipendenti che invece di lavorare alle loro macchine si trovano a dover scopare acqua fuori, a dover mettere in ordine, però questo dimostra anche la grande laboriosità di noi veneti, ci si trova veramente a rimboccarsi le maniche, a lavorare tutti, viene la pelle d'oca a vedere quanta buona volontà ci si mette, ma insisteremo per chiedere la calamità naturale non solo per le aziende ma anche per i privati. Cittadini disperati che in queste ore stanno cercando di sistemare al meglio tetti e balconi delle proprie abitazioni, le auto danneggiate non si contano, finestrini e parabrezza completamente esplosi. Sì, assolutamente, tra l'altro abbiamo chiesto a Savno di essere più veloce negli interventi perché non si può aspettare così tanto tempo, dobbiamo essere sul pezzo, dobbiamo riuscire a dare una mano a questi imprenditori e anche ai singoli cittadini, perché ieri sera ci siamo ritrovati alle 2 a spalare acqua dagli scantinati con la protezione civile, ma veramente le emergenze sono tante, mi auguro che venga decretata la calamità naturale perché i danni sono tantissimi e ripeto, sono diverse perché mentre il privato magari non è assicurato e ci rimette, però abbiamo bisogno di aiutarlo, per le imprese è un altro discorso, le imprese possono essere assicurate ma gli piange il cuore che queste imprese non è che devono stare qua a pulire, devono lavorare e loro sono i primi a piangere su questa cosa qua perché non è accettabile. Un territorio ferito più volte, siamo abituati a rialzarci e continuare a lavorare, spiega il primo cittadino, ma in questo momento non vediamo la luce in fondo al tunnel.